Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di 7 Gold, con l'appuntamento del mercoledì con penalty ore 13. Raccontiamo il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. L'appuntamento del mercoledì è dedicato prevalentemente ai risultati, alle classifiche e soprattutto alle immagini delle partite che si sono svolte domenica. Partiamo subito con il campionato di Serie D. Si è giocata la sesta giornata del girone di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Cavese batte Troina 4-0, Città di Aciriale batte San Cataldese 4-2, Città di Sant'Agata Santa Maria Cilento 1-1, Cittanova batte Rende Calcio 1-0, FC Lamezia batte Biancavilla 2-0, Gelbison San Luca 1-1, Paternò batte Giarre 2-0, Portici 1906 batte Licata 2-1, Reale Versa 1925 Castrovillari 0-0. Ha riposato il Trapani. In testa conferma per la Gelbison, seppur pareggiando in casa all'ultimo istante contro il San Luca. La classifica la vede in questo momento al primo posto con 50 punti, 49 per il Città di Aciriale, 48 FC Lamezia Terme, 47 Cavese 1919, 41 il Paternò, 36 il Cittanova, 34 Città di Sant'Agata. Con 31 punti il Licata, 30 punti Santa Maria Cilento, con 29 Portici 1906, 28 punti per il Reale Versa 1925, 27 per il San Luca, con 25 la San Cataldese, 24 punti il Trapani, con 22 il Rende, mentre con 20 troviamo il Castrovillari, 16 punti per il Giarre 1946, Biancavilla 13 punti, chiude la classifica il Troina con 10. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 27 febbraio, eccolo qua il tabellino degli incontri. Biancavilla Cavese 1919, Castrovillari Città di Sant'Agata, Gelbison FC Lamezia Terme, Giarre 1946 Città di Aciriale, Licata Paternò, Santa Maria Cilento Trapani, San Luca Reale Aversa 1925, San Cataldese Rende Calcio ed infine Troina Cittanova, riposerà il Portici 1906. Vittoria facile della Cavese, che vince 4-0 contro il fanalino di coda Troina. Guardiamo gli highlights. Squadre guidate dalla terna arbitrale, che è composta dall'arbitro centrale Allegretta, Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, e dai guardalinee De Chirico di Molfetta e Spagnolo di Lecce. Sarà la Cavese a giocare in maglia bianca e in tenuta scura il Troina, formazione che arriva dalla lontana provincia di Enna, e adesso comunque si parte col Troina che ha dato il calcio di avvio del primo pallone, ma riconquista la palla la Cavese, che sembra subito decisa a fare bene la palla per Baccio Terracino, l'ottima uscita di Faccioli. Carbonaro la mette nella zona di Romizzi, poi Foggia, tiro, la parata di Faccioli, ma ora la Cavese batte questo calcio di punizione con ali Perta dalla sinistra. Schema per Romizzi che tira dal limite, Faccioli si distende, poi arriva per la battuta Gabrieli e Corigliano, miracolo. Baccio Terracino, area di rigore del Troina, costretto a uscirne Baccio Terracino, temporeggia Mbaye su di lui, batte Romizzi, traversa, palla recuperata dalla Cavese, la mette in mezzo. Alla battuta di questo corner la Cavese, colpo di testa, poi la palla rimane in area e tira fuori bersaglio, nella circostanza Corigliano. Baccio Terracino all'indietro, buona azione da parte della Cavese, ma c'è Foggia che la mette dentro e potrebbe tirare, lo fa, rete, la Cavese è passata in vantaggio con Romizzi. Disturbato intanto Maniscalco, ancora Carbonaro, difende palla sulla destra, arriva Romizzi, buona giocata della Cavese, Foggia, ecco Baccio Terracino che va via, tutto regolare, Baccio Terracino in mezzo, rete, Foggia, ale, bum 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 bum, viva Ciro Foggia, il primo sigillo in campionato con la nuova maglia. Tanto Allegretti, quindi la palla è per Carbonaro che mette in mezzo per la conclusione effettuata proprio da Allegretti, fuori bersaglio. Baccio Terracino, buona azione della Cavese, area di rigore, Baccio Terracino, saltato l'uomo, mette in mezzo
ancora il traversone per Vanegas, rete, 3-0, Ale, Ezequiel Vanegas, 3-0. Allegretti tenta il traversone deviato, ci sarà un altro cambio? Nelle file bianco-blu entrerà D'Angelo, drive-in D'Angelo, il centrocampista. Adesso attacca Allegretti, tiro in rete. Allegretti, Ale. Boom, boom, boom. Sì, la Cavesi ha battuto 4-0 il Troina nella 25esima giornata. Cavese che aveva sbloccato già al 41esimo con Romizzi. Al 50esimo ha raddoppiato Foggia, al 70esimo gol del 3-0 di Vanegas. All'80esimo Allegretti per il 4-0 dei metelliani che vanno in classifica a 47 punti. Pareggia in casa il Città di Sant'Agata, nulla comunque compromesso in vista di un possibile inserimento nella griglia playoff. La partita contro il Santa Maria Cilento è finita 1-1. Il Città di Sant'Agata continua la sua striscia positiva e contro il Santa Maria Cilento in anella, il nono risultato utile di fila. Un pareggio per 1-1 che conferma i biancoazzurri al settimo posto in classifica con 34 punti e con ben 12 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. I padroni di casa partono forte e dopo 11 minuti solo la traversa nega al gran sinistro di Cicirello la gioia del gol. Spinge ancora la squadra di Giampai al 15esimo, Calafiore serve in area Mazzone che mette in mezzo non trovando nessuno alla deviazione. 3 minuti dopo vibranti proteste del Santa Maria Cilento per un tocco col braccio in aria di Cipolla. Il signor Vingo di Pisa lascia giocare, ma al 30esimo i giallorossi passano comunque quando Cunzi, con una splendida conclusione dai 30 metri, trova l'incrocio dei pali dove Beters non può arrivare, portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa però il Sant'Agata tenta di pervenire al pareggio. Al 71esimo sono ancora i Legni al negare, questa volta Bongiovanni, la rete del pareggio. Con i biancoazzurri protesi in avanti, gli ospiti tentano di colpire in contropiede e 60 secondi dopo è decisivo Favo a chiudere in angolo Cunzi. Il centrocampista santagatese risulta decisivo però al minuto 81 quando, con una percussione centrale in area avversaria, batte da pochi passi Grieco, facendo così Città di Sant'Agata 1, Santa Maria Cilento 1. Esplode il Fresina e gioia incontenibile per Vittorio Favo che regala ai suoi un punto preziosissimo per la classifica. Poi nel finale sono i giallorossi a cercare la via della vittoria, ma la punizione di Masullo è disinnescata da Beters. Con questo pareggio il Città di Sant'Agata conquista il 17esimo punto nelle ultime 9 partite e si avvicina a grandi passi verso un'altra importante salvezza. Ennesima vittoria per il Cittanova che conferma il suo momento di grazia in questa parte cruciale della stagione. Vittoria 1-0 contro il Rende Calcio. E la partita è cominciata. Nardini, che è il playmaker del Rende, un tiro da lontano, un pallone che viene conquistato dal Cittanova. Biondo colpisce dritto per dritto e trova Mittica e Bonanno serve Biondo che vede Ielo, pallone millimetrico per Ielo, palla al centro, esce benissimo il Rende con Gullo che entra in area di rigore, il pallone per Consiglio, Maggio si gira, Maggio! Intanto palla per Consiglio, palla pericolosissima, meta di Consiglio, Ficara a campo, a spazio, Ficara al limite dell'area di rigore, e c'è l'intervento con Petrucci. Maggio sulla corsa, Maggio se ne va, si accentra, si incarta sul pallone, aspetta un compagno, vede Biondo, lo serve che a sua volta mette in moto Ferrante a spazio, Ferrante! Palla per Maggio, bellissima palla all'interno per Petrucci! Tutto pronto, Bonanno! Ed è la rete! È
ci avrebbe fatto ricredere. Guarda Ferrante. Intanto la palla verso Bonanno. Ne due. No. La traversa dice no a Bonanno. Ed è finita la partita. 1-0 del Cittanova contro il Rende in questo derby di Calabria. Ennesima battuta d'arresto per il Biancavilla, che cade alla Mezzia Terme contro una squadra certamente dal tasso superiore. Guardiamo il servizio. Al Guido D'Ippolito di Lamezia Terme, i gialloblu guidati da mister Campilongo liquidano senza affanni la pratica Biancavilla, con un 2-0 perentorio che non ammette repliche. I lametini partono subito forte alla ricerca del vantaggio. Al secondo minuto di gioco, triangolazione tra Rusescu e Provazza. Quest'ultimo tenta la conclusione improvvisa dalla distanza, ma la palla si spegne sul fondo. 5 minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Sabatino è sventato da un ottimo intervento di Faraoni, che anticipa Miceri pronto al tap-in. La reazione del Biancavilla è affidata a questo colpo di testa di Longo, che Lai controlla senza problemi. Al 25esimo arriva il gol del vantaggio lametino, cross dal fondo di Tipaldi, la palla scavalca Rusescu ma arriva Giuseppe Maimone che, complice un rimpallo fortunato, porta in vantaggio i gialloblu e realizza la sua quinta rete stagionale. Il Lamezia Terme tenta subito il raddoppio con questo attacco alla profondità di Terranova, ma la sua conclusione è fuori bersaglio. Nella ripresa non cambia il leitmotiv dell'incontro, con un Biancavilla sterile in attacco che si affida a velleitarie conclusioni dalla distanza. Al 10° della ripresa il raddoppio della Lamezia Terme. Palla in profondità di Salandria per Maimone, stop di petto e tiro potente deviato da Faraoni. Provazza tenta la conclusione acrobatica, la palla è al limite dell'area e arriva Francesco Salandria. Il 5 giallo-blu, quest'oggi con tanto di fascia da capitano al braccio, disegna una parabola spettacolare, una pennellata d'autore che manda in estasi il pubblico del D'Ippolito. Trovata la rete del raddoppio, il Lamezia ha svariate occasioni per aumentare il divario, come questo tentativo di Terranova che Faraoni blocca sicuro. Tentativo anche per Sabatino di testa, la palla va di poco alta. Alla mezz'ora della ripresa, bel cross di Tipaldi in area di rigore, ma né Abercon né Bollino riescono a trovare la deviazione vincente. Un minuto più tardi, delizioso stop a seguire di Umbaca che serve Abercon, la quale conclusione a botta sicura è ribattuta dalla difesa sicula. Lo stesso Umbaca non riesce poi a ribadire la palla in rete. Contropiede veloce della Lamezia Terme condotto da Bezzon. Palla sulla sinistra per Francesco Umbaca che ci prova con il mancino, ma Faraoni si supera. Altra ripartenza veloce della Lamezia, assist di Umbaca per Bollino che tenta di rientrare sul mancino, la sua conclusione è però murata dagli uomini del Biancavilla. Termina 2-0 la sfida del D'Ippolito. Il Lamezia Terme si trova ora a 2 soli punti di distanza dalla vetta. Domenica prossima, a Vallo della Lucania, big match contro la capolista Gelbison. È finita 1-1 la partita tra Gelbison e San Luca, un San Luca che stava sfiorando il colpaccio. Soltanto nei minuti di recupero la squadra di Esposito è riuscita ad agguantare il pareggio. Guardiamo gli highlights. Aspettavamo, me compreso, una prestazione diversa, una partita diversa. Non siamo stati bravi probabilmente anche a prepararla, e di questa mi assumo la responsabilità, e soprattutto a leggerla in campo. Abbiamo fatto diversi errori, siamo stati un po' lenti e macchinosi. È venuto fuori questo risultato che alla fine, per come è andata, ci premia anche.
tornassi indietro questa volta farei qualcosa di diverso. Ho dato una risposta diversa domenica scorsa, col senno di poi, tornando indietro probabilmente preparerei la partita diversamente. Salvo sicuramente il risultato, salvo la voglia per esempio di Pipolo di essere determinante, un giocatore che è stato tanto tempo fuori per scelta e che entra 10, 15, 20 minuti alla fine e vuole essere determinante e riesce ad essere determinante. Questo salvo probabilmente quell'atteggiamento che ha avuto Simone non lo abbiamo avuto tutti, o almeno non l'abbiamo avuto tutti allo stesso livello. Cambia poco perché sapevamo di non poter vincere tutte le partite da qua alla fine, prima o poi sarebbe arrivato il pareggio, prima o poi, spero di no, arriverà una sconfitta. Cambia nel senso che la classifica si è accorciata, ma i punti sono ancora tanti. Se pensavamo di aver vinto il campionato e nessuno all'interno lo pensava, sbagliavamo. Se pensiamo di non averlo vinto adesso, sbaglieremo allo stesso modo. E parliamo dello scontro tra Paternò e Giarre. Un Giarre che veniva da un risultato importantissimo giunto nell'infrasettimanale, aveva addirittura battuto la Cavese. Cade in casa del Paternò 2-0. Guardiamo gli highlights. Buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per la 25esima giornata del campionato di Serie D. A confrontarsi sul campo ci sono il Paternò e il Giarre. L'arbitro Fantozzi che dà proprio in questo momento l'avvio alla gara. La piana di prima intenzione, la zona di Puglisi contro un avversario, Puglisi si gira, cede il pallone alla piana, ecco la piana sta per entrare in aria, tiro di Arcidiacono, pallone però è preda di Latella, il quale esce un po' male. Basualdo per Visconti nella zona di Rizzo per Mascari, ancora Rizzo, tiro di Rizzo e palla che sfiora il montante Alessio Rizzo, pallone per Arcidiacono, tiro e Latella fa buona guardia in maniera plastica. Basualdo per Cangemi per Visconti al centro, pallone di testa di Basualdo e palla che finisce fuori. Basualdo per la piana, tiro, Cangemi che colpisce male, pallone in avanti dove c'è Bontempo, Musso, ecco il Giarre che tira, deviazione, calcio d'angolo. Palla lunghissima, pallone di testa e c'è il palo ma era fuori gioco. Basualdo al centro per Puglisi, fa girare palla il Paternò, pallone per Rizzo, vediamo cosa farà Rizzo, pallone al centro per la piana, tiro di testa e il gol del Paternò con Cangemi, bellissima azione del Paternò al 63esimo minuto di gioco con Cangemi, Paternò in vantaggio e c'è Puglisi per Rizzo, il Paternò può ripartire
Puglisi per la Piana, ecco la Piana, tiro, è parata. Mascari alla meglio sul giocatore con Rizzo per Mascari, tiro di Mascari, palla che finisce il gol, il 2-0. Il Paternò trova il 2-0 sul Giarre, una bella azione innescata sempre da Rizzo. Mascari ha provato di prima, l'ha ribattuta, la palla che è andata a sbattere su Porcaro e che si insacca il gol. Paternò batte Giarre 2-0 e con questa partita possiamo dire, con questi 3 punti, che il Paternò raggiunge a febbraio la salvezza e dopo di questa sarà tutta discesa. Ma noi dobbiamo, per forza di cose, analizzare gli errori di oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo con l'atteggiamento giusto, con la voglia che avevamo dimostrato di avere nelle partite precedenti. Poi è normale che gli episodi condizionano le partite e gli errori li paghi a caro prezzo. Noi abbiamo commesso 2 ingenuità e praticamente ci hanno condizionato poi quello che è stato il risultato finale. Per quello che riguarda la prestazione, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo. Il secondo tempo andare sotto 2-0 a Paternò contro una buona squadra sicuramente poi non viene facile a nessuno andarla a rimontare. Abbiamo cercato di mettere le forze fresche, abbiamo cercato di cambiare anche atteggiamento, però come dicevo prima il campionato non finisce qui, che dobbiamo continuare a lavorare per come stiamo facendo. Sono tutte partite difficili, lo sapevamo già. Da martedì cercheremo di preparare con la massima attenzione quella con la Cireale. Nulla da fare per il Licata di Pippo Romano. Torna a casa con una sconfitta da Portici, nulla comunque compromesso per cercare una posizione importante nella griglia playoff. Bentrovati col campionato di Serie D, giunto alla 25esima giornata. In calendario la sfida tra Portici e Licata si gioca al San Siro. Tana dei Campani, che nell'ultimo turno hanno visto rinviata la sfida con il San Luca, è stata invece una sconfitta per il Licata di mister Romano contro il Lamezia nell'ultima giornata. Partiamo col film del primo tempo, ci prova subito il Portici, un tentativo su calcio di punizione al 13esimo che si perde alto sul fondo. Al 22esimo Minacori allarga per Giordano, il pallone viene messo in mezzo, non arriva per poco Samaghe. 25esimo l'azione personale di Minacori, entra in area dalla destra, cerca il tentativo che però si perde sul fondo. Al minuto 40 Romano, dopo un triangolo con il compagno, va al tentativo senza impegnare severamente Truppo ed è così che si conclude il primo tempo a dir poco avaro di emozioni. Amici di Wii Sport, ancora 0-0 tra Portici e Licata e veramente poche occasioni sia da una parte che dall'altra. Partiamo col film della ripresa, 48esimo, Samaghe fa tutto da solo, resiste a un paio di cariche, va alla conclusione potente ma leggermente al lato. Al 50esimo i padroni di casa, traversone dalla sinistra per l'appuntamento sul secondo palo dove arriva in ritardo un calciatore in maglia blu. Ancora il Portici, Maranzino prende la mira con il mancino, nemmeno troppo alta la conclusione. 64esimo, punizione messa in mezzo da Candiano, Minacori cerca la deviazione, manca di un niente il gol del vantaggio, gol che il Licata troverebbe poco dopo. Punizione sulla ribattuta, si fionda Caccetta che gonfia la rete, ma incredibilmente la terna arbitrale decide di annullare per presunta posizione di fuorigioco. Rivediamo a rallenti le fasi finali allora dell'azione con il tentativo di Caccetta. Un difensore del Portici sembra proprio tenere tutti in gioco dall'altra parte, mentre il Licata protesta, attacca il Portici, tentativo di Romano deviato, conclusione che mette fuori gioco, fuori possibilità di intervento Truppo. È 1-0 dei Campani, che dunque passano nel corso del secondo tempo dopo aver avuto nemmeno troppe occasioni verso la porta siciliana. Attenzione perché invece si addormenta il Portici in zona difensiva, ne approfitta il Licata. Samaghe fa tutto da solo, Samaghe mette all'indietro per Minacori, conclusione che si stampa sulla traversa. Sfortunato il Licata, che avrebbe tutto il merito di trovare il gol del pari. Dall'altra parte però offende il Portici, lancio per la corsa di Filogamo che salta anche Truppo, va al tentativo, viene respinto da Calaiò. Sul secondo arriva il gol del Portici, o meglio viene decretata la seconda rete in favore dei padroni di casa campani, ma come vedremo
breve col nostro rallenti e col nostro fermo immagine. Il pallone si stampa proprio sulla linea e poi torna in campo. Subito il gol del 2-0, il Licata rischia di capitolare, ma la difesa siciliana chiude sul tentativo in area di rigore ad opera di Manfredotti. Nuovamente i gialloblu dalla destra con Minagori, tentativo di tiro cross che non trova però nessuno all'appuntamento, ancora scatenato il solito calogero Minagori, mette in mezzo per Samaghe che prova a difendere la sfera, ancora una conclusione che sfiora il palo. Il Licata non sembra avere la migliore giornata in zona offensiva, poi al 90esimo si guadagna il calcio di rigore del 2-1, lo segna Samaghe, ma non fa altro che aumentare i rimpianti per la formazione di mister Pippo Romano, che torna con tante polemiche ma con 0 punti. Il prossimo turno sarà certamente molto importante, ci sarà lo scontro diretto tra FC Lamezia Terme e Gelbison e ci sarà anche un derby tutto catanese da non sottovalutare, quello tra Giarre e Città di Aciriale. Vedremo cosa succederà. Per intanto ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi subito i risultati dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Siete con Penalty ore 13 il mercoledì ed il giovedì alle 13 su 7 Gold, canale 17 del digitale terrestre. L'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, partiamo subito con il girone A del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata la sesta giornata di ritorno, subito i risultati. Parmonval batte Casteltermini 3-0, Akragas 2018 batte Monreale 3-0, Canicattì batte Cus Palermo 6-0, Don Carlo Misilmeri Pro Favara 1-1 e Nacalcio batte Mazzara 2-0. Nis FC, Oratorio San Cile e San Giorgio 2-2, Mazzarese.2, Castellammare 2-2, Unitas Sciacca batte Dolce Onorio Marsala 2-0. Con questa vittoria il Canicattì allunga ancora di più in classifica. Lo troviamo sempre saldamente al primo posto con 51 punti, con 44 Don Carlo Misilmeri, 40 Akragas 2018, 38 Pro Favara, 34 Enna Calcio, Mazzarese.2, con 31 Nis FC e Castellammare, 30 punti Unitas Sciacca Oratorio San Ciro, 28 punti per la Parmonval, 25 Mazzara, 12 Casteltermini e Monreale, con 11 punti Dolce Onorio Marsala, 8 punti per il Cus Palermo. E partiamo subito con le immagini, subito la goleada del Canicattì, 6-0 contro il Cus Palermo. Dal Saraceno di Ravanusa si gioca a porte chiuse la 21esima giornata del campionato di eccellenza. La capolista Canicattì ospita il Cus Palermo. È un testacoda per il raggruppamento A, infatti i padroni di casa nell'ultimo turno hanno vinto contro il Castellammare per 2-0 confermando la loro leadership. All'ultimo posto invece il Cus Palermo dopo la sconfitta per 4-0 contro la Don Carlo Misilmeri. Partiamo col film del primo tempo, prima chance offensiva al 13esimo ed è del Canicattì. Scambio sulla destra tra Iraci e Cadernicchia, il pallone viene messo in mezzo dove sul secondo palo arriva il gol di Pietro Morana, subito avanti la capolista con la firma del proprio numero 10 che sfrutta al meglio l'assist di Benny Iraci. Al 18esimo arriva la doppietta del classe 2002
lancio in avanti, lui scavalca il portiere col sombrero, stoppa di petto con tutta calma, trova il raddoppio, 2-0 del Canicattì nel giro di 5 minuti. La firma ancora una volta è di Pietro Morana, 25esimo, Tedesco scappa a sinistra, prova a mettere il traversone sul secondo palo dove ci sarebbe Benny Raci, un po' troppo lungo però il tentativo di cross da parte del terzino di mister Bonfatto. Ancora in avanti il Canicattì, sempre l'azione a sinistra si sviluppa benissimo, può arrivare il cross all'indietro per la conclusione che termina alta sopra la traversa. Al 25esimo ancora una volta i padroni di casa, cross sul secondo palo da calcio d'angolo, arriva alla fine in area il tocco di Prezzabile che viene lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia del CUS Palermo. Troppo facile per questo Canicattì continuare a spingere, sussulto invece per il CUS Palermo con l'azione da calcio d'angolo. Barbagallo chiude tutto e poi si divora la formazione ospite, l'occasione per il possibile 3-1 al 38esimo. Invece il pallone finisce a sinistra, messo in mezzo ancora per Pietro Morana che chiude al meglio una giornata stratosferica e sono passati solamente 36 minuti di gioco e già tripletta per lui. È 4-0 per il Canicattì. Al 42esimo ancora il Canicattì riconquista il pallone sulla tre quarti, la sfera sul destro di Benny Raci, sempre famelico stavolta il portiere, respinge però in calcio d'angolo. Al 45esimo il Canicattì non sembra sazio, scambio in area di rigore con Iraci che prova a passare sul portiere De Maria che lo tocca, calcio di rigore. Il Canicattì può trovare il quinto gol di giornata, è proprio il numero 7 a presentarsi agli 11 metri, parte Iraci, destro, potente, perfetto come sempre, e il gol del 5-0 della capolista Canicattì in una sfida che sicuramente ha davvero poco da dire per tutto quello che succederà nel secondo tempo. Si riparte ovviamente con il Canicattì che prova ancora a spingere dalla sinistra, Tedesco prova a passare il pallone, gli torna tra i piedi, il suo tentativo di esterno termina sopra la traversa. Nel frattempo sono stati tanti i cambi per mister Bonfatto tra primo e secondo tempo, dentro Padovani e Di Mercurio che rilevano Iraci e Pettinato. Poco dopo ci sarà il turno di Biondo e Toledo per Prividera e Tedesco, infine anche Scopelliti per Prezzabile. Al 63esimo però cerca gloria il CUS Palermo che riconquista il pallone, cerca una conclusione che si perde debolmente tra le braccia del portiere Barbagallo. Ancora il CUS Palermo in area di rigore, cerca di trovare quantomeno il gol della bandiera, non riesce però a farlo per questione di centimetri, riparte in contropiede invece il Canicattì che ha tantissimo spazio tra il neoentrato Selin Padovani, si presenta a tu per tu col portiere, piattone preciso, c'è il tocco di De Maria che però non può fermare il 6-0 del Canicattì che trova ancora una volta la rete. Di lì a poco il triplice fischio e sarà festa doppia per il Canicattì che non solo vince per 6-0 col CUS Palermo e conserva il primo posto, ma allunga nel frattempo sulla Don Carlo Misilmeri che viene fermata dal Pro Favara. Pareggio importantissimo fuori casa per il Pro Favara che impatta contro la Don Carlo Misilmeri. 1-1 il risultato finale. Guardiamo il servizio. Tiscione chiama, Gioffrida risponde. Finisce in parità il big match della 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A tra Don Carlo Misilmeri e Pro Favara. La partita inizia su ritmi bassi con una lunga fase di studio tra le due squadre. Il primo tentativo è del Favara a metà del primo tempo con un colpo di testa di King sugli sviluppi di una punizione. Giuliano mette in calcio d'angolo. La risposta del Misilmeri arriva con Pippo Tiscione, prima con un tiro debole che Sendin blocca in due tempi, poi un tentativo da posizione defilata che termina sopra la traversa. Gli uomini di Mister Tudisco si fanno vedere anche nel finale della prima frazione con il colpo di testa di Bamba su cross di Passague, ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Nel secondo tempo parte bene il Favara che ha subito una chance con Gambino, ma sul ribaltamento di fronte il Misilmeri passa in vantaggio. Con Cialdi serve Cerniglia, cross in mezzo che arriva sui piedi di Pippo Tiscione che non sbaglia. Per il numero 4 biancorosso è il sesto gol stagionale. La partita si complica al 13° minuto del secondo tempo, quando Miceli, già ammonito, riceve il secondo giallo. È cartellino rosso. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Mister Utro continua ad attaccare e va vicino al gol con Giuliano. Sendin blocca. Dopo un tentativo di Passague con la palla che termina al lato, il Misilmeri torna in avanti e con Tiscione non riesce a concretizzare la palla gol per il possibile 2-0. Nel finale, i biancorossi provano a stringere i denti in 10 uomini. Dopo un colpo di testa di Fragapane, il Misilmeri capitola a 3 minuti dalla fine con un tiro dalla distanza di Gioffrida, che batte Zummo. Nel finale, la formazione favarese colpisce anche una traversa con il tiro dal limite dell'area di Camilleri.
Finisce 1-1 con la Doncarlo che sale a quota 44 punti in classifica e centra il 14° risultato utile di fila. Tra 7 giorni arriva il Canicattì. Trova sempre più continuità la squadra di Terranova, un Akragas che si sbarazza facilmente del Monreale. 3-0 il risultato finale. Guardiamo gli highlights. Campionato di eccellenza, sesta giornata di ritorno. Tra poco si affronteranno l'Akragas ed il Monreale. Dirige la partita il signor La Paglia, Marco di Enna. Fischietta in bocca per La Paglia. Uno sguardo con gli assistenti, inizia adesso Akragas Monreale, subito palla in avanti a cercare la punta Pavisic, anche lui ha segnato contro il Mazzara. Attenzione Finessi, la conclusione! Incredibile! Dopo nemmeno 20 secondi l'Akragas è avanti 1-0, uno schema perfetto dell'Akragas di mister Terranova. Finessi da fuori aria ha trafitto l'incolpevole Ingrassia. Angolo per i biancoazzurri, parte Gaetano Bellanca, palla in aria di testa Tuniz e sono due! È 2-0 Akragas! Che partenza dei biancoazzurri! Altro schema vincente su calcio d'angolo e l'Akragas è già avanti 2-0 contro il Monreale. 4 in barriera per il Monreale, fischia La Paglia, la finta di Piuca, allora parte Bellanca, la conclusione, un super gol di Gaetano Bellanca, una punizione perfetta. 3-0 Akragas e questo è un super gol, signori e signore. Finessi, cross sul primo palo, attenzione, palo clamoroso di Bellanca e poi Taormina non riesce a calciare in porta. Akragas avvicina al quarto gol. Fischietta in bocca per La Paglia di Enna, fischia l'arbitro, parte Esposito, la conclusione sul braccio di un avversario, poi la sforbiciata di Sidoti, palla sul fondo. Parte Bellanca, palla in aria, attenzione Cipolla, la tocca e poi salvataggio strepitoso di Ingrassia che toglie il pallone dal fondo al sacco. Palla gol per l'Akragas, palla gol per Cipolla. Esposito, dribbling su Taormina, palla imbucata bene, attenzione Noamio e c'è calcio di rigore per il Monreale. Jama ha colpito la palla con la mano, non protesta più di tanto Jama e rigore dunque per il Monreale. Fischia La Paglia, parte Namio, la conclusione, Arusha la tiene lì, super parata. Entra in aria Pavisic, ancora Pavisic, a conclusione Ingrassia risponde da gran campione. Siamo giunti alla mezz'ora esatta della ripresa, punizione per il Monreale. Gnoffo e Esposito, parte Gnoffo, la palombella, palla alto sopra la traversa. Prestia, palla sul secondo palo per Marra, stop perfetto, poi attenzione Taormina, Marra, poi Piuca, la conclusione di Piuca, Ingrassia, la palla è ancora lì, Finessi la ributta dentro, palla buona per Taormina, finta il tiro, poi fermato, va giù, soltanto calcio d'angolo. Finisce qui la partita, vince l'Akragas 3-0, tutto nel primo tempo. I gol dei biancoazzurri con Finessi, Tuniz e Bellanca. L'Akragas incassa 3 punti fondamentali per mantenersi nei piani alti della classifica. Vittoria meritata per la squadra di Nicolò Terranova. Sarà una domenica importantissima anche la prossima perché ci sarà lo scontro al vertice tra Don Carlo Misilmeri e Canicattì. Se il Canicattì torna da Misilmeri con un risultato positivo, beh, possiamo dire che a questo punto i giochi sembrerebbero fatti per la vittoria finale di questo girone A del campionato di eccellenza. Vedremo cosa succederà. Adesso voltiamo pagina e parliamo del girone B.
Anche in questo girone, sesta giornata di ritorno, subito i risultati. Città di Taormina batte Virtus Ispica 2020 2-1, Ionica FC batte Acicatena 2-0, Città di Viagrande Santa Croce 2-2, Città di Siracusa batte Nebros 2-1, Ragusa Calcio batte Atletico Catania 4-0, IGA 1946 batte Real Siracusa Belvedere 1-0, Carlentini batte SC Palazzolo 4-1. In classifica abbiamo la conferma per quanto riguarda tutte le tre squadre di vetta. Abbiamo attualmente al primo posto l'Igea 1946 con 48, 47 per la Ionica FC, 45 per il Ragusa, con 33 il Carlentini, 29 Città di Taormina, 28 Città di Siracusa, 27 Nebros, 19 Palazzolo, 18 Acicatena, 16 Virtus Ispica 2020. Con 15 punti il Real Siracusa Belvedere, 12 il Santa Croce, 10 il Città di Viagrande, chiude la classifica l'Atletico Catania con -2. Ricordiamo che il Ragusa deve recuperare una partita rispetto all'Igea 1946 e alla stessa Ionica FC. Subito con le immagini, vittoria del Città di Taormina, 2-1 contro la Virtus Ispica 2020. Guardiamo gli highlights. Torna in campo il Città di Taormina dopo aver osservato il turno di riposo nell'infrasettimanale andata in scena mercoledì e i biancazzurri di mister Furnari accolgono al Bacica Lupo la Virtus Ispica per la 21esima giornata del torneo di eccellenza. Arbitra l'incontro il signor Alessio Marino di Acireale, rimessa con le mani di Pantano, Salvostrano gliela restituisce di testa a Pantano, un bel guizzo per saltare De Angelis, il tocco ancora su Strano che la tocca d'esterno su Nicolosi, la mette dentro col mancino, la palla resta lì, c'è Tior, sembra in anticipo ma manca il pallone, attenzione a Biondo, il tocco su Ginagò, traversa clamorosa di Giovanni Ginagò e poi spazza via da Monte al quarto d'ora, subito una grande chance per il Città di Taormina. Lo spunto di Santuccio che libera il tiro e Sanné fa una gran parata. Il rilancio di Eire, la spizzata di testa di De Angelis, buona per Tomasco che vede l'inserimento di Tior che sfida in velocità Tonzuso, il sinistro di Tior e Sanné fa un altro grande intervento. Ancioni allarga a destra dove c'è Giovanni Ginagò pronto a ricevere, Ginagò subito verso Famà, Petrullo restituisce la palla al capitano, azione elaborata del Città di Taormina, Famà il tocco morbido dal limite, Eire si rifugia in calcio d'angolo, Arancione sale sempre puntuale a destra, Ginagò vede Salvostrano la palla di prima intenzione, il velo di Ancione, Petrullo, Eire lo chiude in uscita bassa, reclamava palla al centro dell'area Santino Biondo, poi libera la difesa della Virtus Ispica. Ora sono salite tutte le torri, la palla morbida di Ancione, c'è Marco Trovato che sblocca il punteggio al 42esimo con il primo gol del suo campionato. Corner battuto velocemente da Ancione per Salvostrano, un occhio dentro di Strano, la palla dentro, Fama, Eire, gran parata, Pantano in anticipo, Abate lavora palla e trova la traccia verticale per Nicolosi, c'è Fama tutto solo, Charlie Fama fa 7 in campionato e chiude la partita sul 2-0. Corner di Sturniolo, uno schema per De Angelis, restituisce la palla a Sturniolo, di tacco addirittura Tomasco, riapre la partita all'88esimo. Ultimo assalto, la rimessa dentro, Strano la può liberare col sinistro verso Abate, finisce qui la partita, finisce qui. Città di Taormina conquista la seconda vittoria consecutiva, una vittoria molto importante soprattutto sul piano morale per i ragazzi di Peppe Furnari. Domenica prossima il Ragusa Calcio osserverà il suo turno di riposo, mentre importante impegno attende l'Igea 1946 che riceverà in casa il Città di Taormina, mentre per quanto riguarda la Ionica FC, partita abbordabile contro il Real Siracusa Belvedere. Vedremo un po' cosa succederà dopo questo turno domenicale. Per intanto noi ci fermiamo qui, ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento chiaramente a domani, sempre alle ore 13 su 7 Gold, canale 17 del Digitale Terrestre. Domani l'appuntamento di Penalty sarà un approfondimento con due ospiti studio, ovvero Lucio Tosto, presidente AIAC dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, e sarà con noi anche Alfio Torisi, allenatore del Paternò.
Grazie per averci seguiti, appuntamento a domani.
Volete rivedere tutte le immagini delle passate stagioni di Penalty? Allora vi consigliamo di visitare il nostro canale YouTube. Penalty, programma sportivo. Dal 2011 sino ai giorni nostri, tutte le immagini di tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci in questa lunga avventura con il calcio dilettantistico siciliano.